Gli obiettivi sono di contemperare l'esigenza del riequilibrio morfologico del corso d'acqua, quindi della riattivazione dei rami laterali e delle lanche, con il miglioramento ambientale, quindi con la diminuzione della diffusione delle specie alloctone e la realizzazione di una riforestazione naturalistica che vada a riportare in qualche modo l'alveo principale e le fasce di mobilità allo stato preesistente o comunque ad uno stato di maggiore naturalità che faciliti anche la biodiversità e la componente ambientale del corso d'acqua. È assolutamente un aspetto imprescindibile perché chiaramente calare sul territorio un progetto di questa entità va ad interferire con tutta una serie di interessi diffusi che in qualche modo vanno salvaguardati, per cui abbiamo avuto un confronto molto intenso con le associazioni sia agricole che ambientali e anche con le associazioni dei produttori di legno, in maniera da riuscire a sposare meglio gli interventi con tutte le esigenze territoriali, quali la biopicoltura, l'agricoltura e comunque tutte le attività che si muovono intorno a questa fascia fluviale.